Eccoci mister, so che è difficile parlare dopo una partita persa così verso la fine ormai con il risultato, coi 3 punti quasi portati a casa. Cos'è che ha fatto andare verso questo risultato la partita? Stiamo parlando comunque di 3 situazioni, la nostra e quella del Portogruaro da palla inattiva, quindi nelle palle inative sì, è un attimo fare degli errori. Noi abbiamo capito dove abbiamo sbagliato nelle palle inative nostre a sfavore. Diciamo che la partita è stata un po' questa, comunque è stata secondo me abbastanza equilibrata. Potevamo forse chiuderla nel secondo tempo quando eravamo in vantaggio, ma abbiamo avuto le occasioni ma non le abbiamo sfruttate bene. Poi bisogna dare atto che comunque la squadra del Portogruaro non ha mai desistito e su 2 calci d'angolo abbiamo fatto degli errori banali che però hanno compromesso la gara. Sì, il Portogruaro ha avuto il merito di crederci, voi avete fatto quelle attraverso la vostra squadra non abbia niente da recriminare anche in proiezione per la prossima domenica senza andare più in là. Avete dato quello che c'era da dare in campo, al di là di qualche errore, insomma, che ci sta. Sì, ci sta, perché le partite che sono queste comunque devo dare atto comunque che il Portogruaro ha avuto il merito di non mollare mai e questo è un merito. Forse noi, ecco, una recriminazione nostra può essere quella che abbiamo abbassato un po' il ritmo negli ultimi 20 minuti pensando di avere la partita nostra. Invece abbiamo avuto un paio di occasioni, l'occasione anche per fare il 2-0, però bisogna essere più cattivi, forse è un po' questo la cosa che è mancata. Allora chiudiamo su una battuta sull'arbitro, perché vi è stato anche annullato un gol e non so, lì come l'ha vista lei? Era da... Beh, io ho visto peso dell'arbitro, nel senso che lui era vicino, però so cosa mi hanno detto i ragazzi e quello che ha fatto gol ha preso la palla con l'addome, non toccandola con la mano, poi è caduta a terra, ha calciato e ha fatto gol. Questo è andato, poi l'arbitro ha visto altre cose, io cosa vuole che dica? Vabbè, saranno poi le immagini, ma sarà fatica vedere. Comunque penso che al di là della sconfitta e l'amarezza che si ha, insomma, c'è del positivo anche, o no? Se lo si vuol vedere. Sì, in questo momento magari sì, un'analisi completamente preferirei farla domani, sì, perché sì. Comunque a caldo sa, gli animi sono alti. Sì, io volevo stemperare sì, un po' bene. Ho capito che le vuoi stemperare, però comprendo anche sì, che al 42esimo la vincevamo 1-0 e bene, grazie ci mister. troviamo dopo sconfitta. Grazie.